Bologna città del trotto. In apertura di questa quarta parte, Rebecca Dami ci parla dei suoi interessi fuori dalla pista. Senti, a me piaceva la zumba, sai, avanza tempo, però ho talmente tanto da montare i cavalli e tutto che arrivo la sera che sono cotta come una pera, quindi non riesco a fare più di quello. Tra l'altro tu hai ricevuto anche un premio prestigioso che riguarda le donne dell'Ippica, quindi in chiusura ti chiedo anche di parlare di questo e ovviamente complimenti per questo importante riconoscimento. Sì, è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo perché sicuramente l'ingegnere Potasso ha organizzato tutto alla perfezione, siamo stati ospitati, cioè è stata una cosa molto bella, sia l'oggetto che ci hanno dato come ricordo, sia i fiori che tutta la giornata in sé per sé, perché hanno premiato proprietari, allenatori, guidatori, galoppo, più galoppo che trotto, e quindi è stato ancora più piacevole, proprio un grande onore. Sì, perché poi Ippogroup vedo organizza sempre tutto alla perfezione e che lì è riuscita alla grande. Rebecca ci parla di come interagisce coi cavalli prima della corsa. Ma sai, è un po' tutto in base anche ai nostri, cioè per me la coperta, 1000 coperte, sempre tenuti, vedi le mani, loro il grasso, quindi c'è tutta una cosa nostra che poi va su di loro, cercare la cura, la treccia quando corrono, una spazzolata, una bruschinata. Io ho Bandolo che si concia sempre in uno stato pietoso, infatti quando sono entrata nell'Ecizio e Vittorio non l'avevo ancora perfetto e i ragazzi di Gocciadoro mi dissero porta bene, lascialo stare, c'aveva un po' di fango e infatti porta bene, però si cerca di tenere un po' tutto, dai finimenti, le cose sempre a posto, che è importante, dai. Una frase che ti rappresenta, un tuo motto, e poi davvero ti ringrazio per questa piacevolissima intervista. Ma sai, sono sempre un po' credici sempre, arrendersi mai e combattere. A me piace lottare e spero che in Ippica faccia lo stesso, che qualcosa cambi e ritorni a essere quella di una volta, o se no, o perlomeno quando vai all'estero vedi che può esserci qualcosa di bello, la gente può venire, può apprezzarla. Ce la possiamo fare. L'approfondimento dall'Ippodromo di Bologna termina qui. Come sempre vi invito a seguire il nostro sito www.ippogroup.it e consultare i nostri canali social.